Poi le mascrasa il broccio, eh? Allora, sul broccio la compro, ma viene da Vuriani. Vuriani? E beh, Michelle mi ha detto che i viadoni, come voi dite con Portivecchio, e io dico viarono, era mi ha detto che di voi altri sono più veri che i nostri, che può darsi, perché il broccio è differente, penso. È di capro o di pecora questo? Questo è di pecora, no? Io compro un altro che è di pecora. E noi, è di pecora di noi. L'aglio d'asto è più buono che quello. E come sarà? Perché sarà forse a differenza di quelli che l'hanno fatto. Questo è da Sartene. Ah, ma qui al sud sarà differente. Questo è Sartene e qui è Furiani. E poi ricordate per questo. Ma un chilato? No, ne abbiamo fanno questa è la madana. Ne abbiamo messo un po' di nulla. Perché... un po' di zucchero, un po' di... Ne abbiamo messo un po' di nulla perché lo sia un po' più buono. Voilà. Ne abbiamo bullito i uova. Ma tu per 500 grammi metti 6 uova, no? 6 uova, io metto 6 uova. E che i 6 metto per un chilo. Quindi uno faccia a sua maniera. Io faccio come ha detto mamma. Poi qui scraso un po' il broccio. Allora lui sbatti? Io sbatti. Allora 150 grammi di zucchero, Sì. Di zucchero in polvere. Ci sei già? Sì. E ciò che tu corri un po' mi pare, no? No. In 2 euro 150? Il zucchero 100, 200, 150. Ah, d'accordo. Ben buleggio. Ma io perché non c'ho mica che lo troppo... Non c'è mica se è troppo zuccherato, è un buleggio così. Ma stasera ci siamo, Di che tu chiamerai Obu. Aspetta di raspare il citrono, così l'avremo. Aspetta di avere raspa qui. Come si dice se tu faccio i cremini? Batto lui per fare sto fiadonu, in porticchiaccio, viaroni. Così vabbè, mi basta. Io raspo il citrono. Mica bianco, E così. Allora, già qui mi è nato un vescolato e sono nato nel più morbo. E allora? Sto viadoni in porticchiaccio, sto viarono verso di noi altri. Uviamo a poco prezzo della stessa maniera. E a poco prezzo, mi? Allora mettiamo 6 oi. Ma basta, poi può restare, guardami. Che dopo quando si imbuleggia. D'accordo. E questo qui che l'ago sempre un po' più di bianco, de temps en temps. Di bianco? Di bianco, quando riminicheggio tutta la mia roba così, l'ago un po' più di bianco, che si vede che le brucio. Che lo brucio, vale, tu fai come la ti pare. D'accordo, No, io imbuleggio e dopo diventa tutto giallo. Dopo mettiamo di un po' più d'acquavita. Dopo mi giusta l'acquavita. Guarda, Quanto fuori vedi bene, preso capito? Via. Non c'è problema per il momento. Che mi ha caduto di cambiare per il forno. Mi è caduto di cambiare a cucinare per causa del forno. Perché il forno non ti piace mica? Non mi piace mica bella di cambiare per questo. A casa il forno. Ma è non a cucinare, mi pare a me. A qualche annata, Voilà, l'affare è fatto. Aggiustiamo il citrono raspato. Si imbuleggia tutto come lo giole. E prestuvate l'affare, mi? Ah, questo è prestuvato. E un po' d'acquavita. Io faccio a chiasso, E noi di nuovo. Voilà, basta. Aumenta che sei un po' cuccio tu. Ah no, mica di più. Qui c'è ben un bicchierino qui, Come un po' bicchiere di vino? C'è un bicchierino d'acquavita. Ah, d'accordo. Perché si parla sempre di bicchierino. Ho capito. Quando tu faccio una pasticceria, si dice sempre, si aggiusta un bicchierino d'acquavita. Un bicchierino d'acquavita.
Ecco. Voilà, ma io facevo 1 chilo di broci, un allora chilo metto un per- po' di più, un fondo di bicchiere a metà, a mezza. 1 chilo faccio doppio di quelli. Bello questo. Poi dunque gli unghie un piatto di Tutto piatto udiro. con tiro. Vuol dire duro. La devo lasciare fuori, ma come la cucina è fresca, non si è mica ammolito. Allora ognuno ha la sua maniera Ti va? Ah, io faccio ci sono, per esempio c'è un figliolo di questa donna che gli ho chiamato, che è un giovanotto da 17 anni, 18 anni. A me fa giocare la pasta, mi piace di più che la pasta. Ma si faccia in qua basta. E noi lo facciamo così. Non si chiama mica viadono tanto. Come si chiama? Si chiama come quando tu compri imbruciate. Imbruciati? Imbruciate. È una imbruciata ma maggiore, perché è fatta da un testo invece è fatta da un piccolo testo. In tempi si mangiava che roba casona. Quelli che avevano gli animali, fame, non hanno mica sofferto. Non sapevano mica No, che si può mica avevano. se lei è C'erano badate, c'erano i frutti, se lei è badate do giardino, tutto. è tutto per fare la zuppa. E gli animali un po' di anni mica fame questi. No. Qual è in un paese con una via? Usorto. Abbiamo tutto lo storto. Dipende dai paesi. Solo in Saro non c'era nulla. Quando non c'è mica uomo, non c'è mica la giardino. Orto non ce n'è. Da me non ce n'era mica orto, che non c'era mica come. No? No. La mia mamma si trovava a 33 anni, con 6 figlioli. Madonna. Ma vabbè, è stato dopo, non so se te la sa. No. È stato dopo dall'Alemania, quando la guerra. In Corsica. Io mi scuoto. Hai capito tu? È stato dopo dall'Alemania. Era sicuramente qualcuno che a mamma non ha mai saputo. L'ha fatto qualche viaggio per aiutare quelli che si... era un po' partigiano, sai. Era giusto, era stata la stessa. Era partigiano. Fatto bene, se ne è andata a solita per l'altra, chi vuole che ti dica? E dunque è stato dopo, a 39 anni, ha lasciato 6 figlioli. E dunque da me come non ce n'era per... Hai capito? Per fare l'orto. Abbiamo fatto quanto Burcello l'abbiamo fatto sino alla morte da mio caccara. Da me di mia caccara. La mammona, mammona. E hai 10 anni, quando abbiamo dopo Burcello. Dopo non abbiamo più fatto. E se no i giardini, Voilà, dopo mi mettere quello testo e il forno. Voilà.